Allora, ci sarà ora la relazione dell'architetto Caterina Angela Contu, una realizzazione nel comune di Nuoro. Buonasera a tutti. L'intervento che vado a presentarvi è un piccolo intervento di recupero su un edificio arroccato sulla roccia e incastonato in uno dei borghi autentici d'Italia. Siamo a Lodè, in provincia di Nuoro, a circa 25 km dalla costa. Devo dire che questo intervento è stato realizzato con estrema cura e soprattutto con grande rispetto della tipologia originaria, in cui sono le superfici in pietra, quelle a calce, gli elementi in legno, in ginepro, a essere i custodi di questo patrimonio identitario di questa piccola comunità. L'altro elemento che rende questo luogo molto particolare, devo dire, è il fatto, queste sono immagini del borgo, è il fatto di essere inserito all'interno della riserva di biosfera del parco Tepilora, riconosciuta dall'UNESCO nel 2017, è l'unica in Sardegna. Quindi potete immaginare il grande valore dal punto di vista paesaggistico di tutto il contesto che circonda il borgo e quindi in cui è immerso anche l'edificio. Si tratta davvero di un piccolo edificio realizzato tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, sulla roccia, su questo costolone roccioso, utilizzando la pietra tipica del luogo, posata opus incertum e lasciata a vista. Per questo è noto come la casa sulla roccia. Si compone di due ambienti, uno al piano terra e uno al piano primo. Sono in totale 58 metri quadri circa, quindi è molto piccolo. Il piano terra è accessibile da questo ingresso ubicato sulla sommità di questa scalinata, realizzata proprio sul costolone roccioso. In antichità era il luogo adibito al ricovero degli animali, anche a legna o altre attrezzature. L'abitazione vera e propria era quella invece al piano primo. Un unico ambiente accessibile da un altro ingresso, posizionato sul prospetto opposto. Devo dire che la storia di questo edificio si lega a una serie di componenti, non solo storiche, ma anche emozionali in qualche modo, perché anni fa i proprietari decisero di donarlo al comune di Lodè, devo dire con un gesto di grande generosità, affinché potesse occuparsene. Infatti il comune aveva avviato degli interventi all'interno del centro storico attraverso un programma di tutela e salvaguardia che prevedeva proprio l'uso di materiali naturali e, dove possibile, il riutilizzo di quelli originali. In questa maniera è stato possibile intervenire anche su questo edificio, un programma che è strettamente correlato a un'attività museale che si svolge nel posto, perché durante eventi, festività, gli edifici più rappresentativi, recuperati, diventano luoghi di esposizione per prodotti, per lavorazione artigianale, quindi è molto suggestivo, devo dire. Quando abbiamo iniziato i primi sopralluoghi, prima dell'intervento, devo dire che l'edificio versava in uno stato di abbandono, di degrado importante, perché gli elementi lapidei erano fortemente sconnessi fra di loro, gli infissi erano o fatiscenti o completamente mancanti, parti della copertura erano anche crollate e quindi rappresentava anche proprio un pericolo in qualche modo per l'incolumità anche dei passanti. Questo è il solaio interno. Il solaio interno in legno con travi di castagno è originariamente tavolato in castagno. Quindi la prima operazione che abbiamo eseguito è stata quella di mettere in sicurezza tutta la struttura. Abbiamo smontato come prima lavorazione la copertura e tutti gli elementi sono stati accuratamente conservati in cantiere, perché
li abbiamo ricontrollati e tutti quelli che è stato possibile riutilizzare li abbiamo riutilizzati, dopo averli naturalmente ripuliti, eccetera. E quindi questo ha consentito di riutilizzare quasi tutti i travetti in ginepro, alcuni, quelli che vedete più chiari, sono nuovi, ma sono analoghi per tipologia, forma, insomma, dimensione. Su questo è stato posato un nuovo incannicciato, perché quello precedente era estremamente fatiscente dopo oltre 100 anni di vita. È stato realizzato un massetto a calce e poi è stato montato il manto di copertura dopo aver ripulito tutti gli elementi in cotto. Quelli mancanti, perché danneggiati, sono stati integrati con altri, addirittura provenienti da altri vecchi edifici. Ecco, in questa maniera è stato possibile proprio recuperare l'aspetto esteriore dell'edificio, pressoché inalterato. In facciata abbiamo eseguito 2 lavorazioni, iniezioni armate, e poi siamo ricorsi alla tecnica scuci-cuci. Questa, devo dire, è eseguita con grande cura perché è molto delicata e deve essere eseguita per brevissimi tratti, però in realtà ci ha consentito di ricollocare tutti gli elementi lapidei e quindi di ottenere un aspetto esteriore dell'edificio, anche questo rispettando l'identità originaria. Sono stati invece ricostruiti i terrazzini, rispettando anche in questo caso la tipologia, con travi in castagno e tavolato in castagno. Il disegno della ringhiera è stato ripreso da uno degli esempi presenti nel centro storico, perché era venuto a mancare, non c'erano più segni di ringhiera. Vi racconto una particolarità riguardo la facciata, perché ecco, alcune porzioni di pietra erano sporche di cemento. Noi abbiamo provato a ripulirle, ma in realtà questa operazione non è andata a buon fine, perché questa pietra locale di tipo scistoso si sfalda facilmente e quindi io ho voluto evitare prodotti sintetici e anche l'uso di utensili meccanici che avrebbero creato effetti vibratori, insomma, e comunque non avrebbero dato il risultato sperato. Bisognava trovare un'altra soluzione. Ecco, in questo caso io ho adottato questa, cioè una lieve patinatura a base di calce pigmentata. Abbiamo fatto una serie di prove e abbiamo realizzato questa colorazione che riprende quella della pietra. In qualche modo devo dire che il risultato è rimasto, insomma, è stato abbastanza ottimale, perché queste piccole porzioni intonacate si uniformano perfettamente con l'intera facciata. Gli infissi sono stati completamente sostituiti con dei nuovi, ma riprendendo il disegno, la tipologia di quelli originari. E all'interno sono stati collocati dei tiranti metallici ed è stato realizzato un intonaco fibro rinforzato a calce. In origine solo alcune porzioni delle pareti interne erano intonacate, altre erano in pietra, però in questa maniera anche quelle interne hanno contribuito al consolidamento, quindi è stato importante estenderlo e omogeneizzare tutte le superfici interne. Inoltre abbiamo ottenuto anche degli ambienti un po' più luminosi, perché le aperture, devo dire, sono molto piccole e naturalmente sono rimaste queste, non le abbiamo modificate in nessun modo. Queste sono alcune immagini dell'interno del piano primo, potete vedere quindi tutti i travetti ripuliti, è stato all'interno montato il solaio interno, riutilizzando le travi portanti in castagno e rimontando poi un nuovo tavolato in castagno. Allora, devo dire che il ginepro è tipico di questa zona, non solo di questo borgo, quindi è spesso presente all'interno degli edifici storici, però vi posso assicurare che questa capriata in ginepro è piuttosto unica nel suo genere, è un elemento pressoché unico che dovete considerare ha circa 130 anni ed è quella integra. Noi non l'abbiamo smontata, è l'unico elemento che non abbiamo smontato, l'abbiamo soltanto accuratamente ripulito. E sono rimaste quelle originali anche le soglie, alcune in pietra e alcune in legno, sono originali anche tutti gli architravi, anche questi sono stati soltanto accuratamente ripuliti con grande attenzione e cura.
L'intervento di consolidamento, di recupero, è stato completato realizzando un impianto elettrico con cavi treccia a vista e frutti e rosette in ceramica. Questo è il piano terra. Vi racconto una particolarità anche legata al piano terra, perché quando io feci il sopralluogo iniziale non mi fu possibile accedere completamente all'interno, perché c'era il solaio fatiscente, c'erano stati alcuni crolli, il piano terra stesso era un cumulo di detriti accatastatisi nel tempo. Quindi soltanto dopo, quando abbiamo ripulito l'ambiente, in realtà ci siamo resi conto che c'era questa porzione rocciosa affiorante all'interno dell'edificio su cui è stato edificato in origine. Ecco, dovete sapere che il progetto originario prevedeva una graniglia al piano terra, perché è tipica del posto, però io non me la sono sentita di utilizzare quel materiale, l'abbiamo sostituito ovviamente con un effetto calce, con una pavimentazione a calce pigmentata, riprendendo la colorazione della roccia. Un piccolo cenno solo sul quadro comparativo per dirvi che se l'intervento fosse stato realizzato con altre tecniche, quelle convenzionali, sarebbe costato circa il 10-12% in più. Attenzione però, perché questa percentuale si riduce moltissimo man mano che aumentano le dimensioni dell'intervento, qui in questo caso è piccolissimo, e poi nel caso di edilizia convenzionale vanno sommati i costi invece derivanti da smaltimenti di materiali non naturali, cosa che invece non accade con i materiali naturali in biedilizia. Concludo raccontandovi questa particolarità. Quando abbiamo deciso di fare l'inaugurazione abbiamo pensato con il sindaco di dedicare proprio tutta una giornata a un convegno sul recupero e la valorizzazione dei centri storici. C'è stata una grande partecipazione, c'è stato molto confronto, condivisione molto interessante su un tema che devo dire è piuttosto delicato. Abbiamo fatto il sopralluogo nel centro storico, all'interno dell'edificio erano presenti anche i vecchi proprietari, quindi potete immaginare la loro gioia nel vedere questo ambiente abitato dai loro antenati essere tornato quindi a nuova vita. Personalmente insomma questo mi ha dato grande gioia, anche perché questo è il borgo in cui io sono nata. Ecco, io credo che questi contesti, con i paesaggi unici, con le tipologie costruttive locali, tradizionali, rappresentino un patrimonio identitario che merita di essere tutelato affinché possano raccontare nel tempo la loro storia anche alle generazioni future. Grazie mille per l'attenzione. Brava Angela.